Ciao ragazzi, credo che in ben pochi altri settori come quello del vino il respiro della storia possa essere raccontato in maniera diretta, ovvero dalla viva voce dei protagonisti che quella stessa storia l'hanno fatta e vissuta. E mi spiego meglio. Oggi mi trovo a Negrar, nel cuore della Valpolicella classica, un luogo in cui il vino non è soltanto un frutto storico, ma è il frutto invece di un'evoluzione continua, di un affinamento che ha portato il vino di questa terra ad essere riconosciuto come tra i più prestigiosi in ambito nazionale e internazionale. Ma in questa azienda, dai Benedetti, da questa famiglia, c'è anche qualcosa di più, perché c'è un'anima che riporta indietro di qualcosa come 1700 anni, perché a coltivare le viti e a produrre il vino erano i contadini del padrone della splendida villa romana che è stata rinvenuta nel 1889 in quelli che sono gli attuali poderi della famiglia Benedetti e che è stata riportata alla luce pochi anni fa, destando un grande scalpore, uno spettacolo, perché pensate che in virtù di questa bellezza le immagini hanno fatto praticamente il giro del mondo virtuale. E tutto questo grazie anche alla sensibilità e alla generosità di questa stessa famiglia. Ma ci arriviamo tra poco. Prima però andiamo a farci raccontare la storia di questa azienda e di questa famiglia, perché è una storia che si intreccia a doppio filo con quella della villa. Quando è iniziata la vostra storia? Ma allora la nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare. Con i ragazzi è la quarta generazione. È cominciata circa negli anni 60 con mio nonno e mio papà, che era Benedetti Giuseppe e Benedetti Adriano. Quindi è una passione di famiglia che si tramanda? Sì, è proprio una passione di famiglia. E per fortuna anche i ragazzi giovani riescono a mantenere questa passione e di valorizzare la Valpolicella e il territorio, diciamo. Matteo, cos'è la permuta? Allora, la permuta è un vigneto di nostra proprietà, è situata nella zona di località Quena. È una collina che è sempre stata nominata la permuta perché una volta i contadini del posto permutavano le uve di questo vigneto perché era uno dei vigneti che dava un uvaggio di alta qualità. È una collinetta esposta dal mattino a sera tardi risposta al sole, e tutto terrazzato, e nonostante ogni anno lì le uve sono sempre di alta qualità. E invece le cortesele cosa sono? Mentre le cortesele è una zona situata dove hanno trovato i resti della villa romana, e prende il nome le cortesele perché questa villa presumevano che avesse parecchie corti attorno che esisteva attorno alla villa, e da lì ha preso il nome le cortesele. Proviamo a pensarci un attimo. Oggi bere un calice di Recioto, di Valpolicella o di Amarone è spesso un esercizio che si ferma alla pura degustazione, apprezzandone quindi i sentori, i profumi, la persistenza, che per carità è una cosa assolutamente legittima, normale e doverosa, perché è il metodo di valutazione più importante, più immediato per capire l'operato del produttore, il cui compito è estremamente delicato, perché lui questa essenza deve saperla far sprigionare, deve catturare l'aleatorietà degli aromi e renderli vivi nella loro purezza. È difficile anche solo a dirlo, oltre che a farlo. Ma è qui che allora subentra l'esperienza pura, quella che si vive nel campo come in cantina. Com'è la vostra gestione dei vigneti? Ma allora la nostra gestione dei vigneti, allora come azienda, noi non abbiamo mai usato i diserbanti per la pulizia dei vigneti, facciamo la rattura interfilare. Come tipologia di impianto abbiamo mantenuto il vecchio sistema di impianto che sarebbe la doppia pergola veronese, e poi abbiamo mantenuto ancora le uve autoctone della Valpolicella, che sono le due corvine, che è il 70%, e la rondinella il 25%. Questa è una scelta precisa perché sempre in questa terra ci sono anche invece dei cambiamenti, c'è il Gugliò, c'è il Verello. Voi avete mantenuto la doppia pergola? Noi abbiamo mantenuto doppia pergola e soprattutto abbiamo voluto mantenere le uve tipiche perché crediamo nella tipicità del territorio, e anche perché siamo dell'idea che se noi riusciamo a mantenere un prodotto tipico è anche più difficile essere copiato all'estero. È comunque un tipo di impianto più impegnativo rispetto ad altri moderni, o sbaglio? Sì, è vero, la doppia pergola ha un costo
molto maggiore il sistema di impianto. Perché preferirlo? Allora, perché nella zona Valpigella per le uve, allora le uve nostre corvine sono uve molto delicate anche per il problema delle scottature. Con la pergola, nel periodo estivo, quando in luglio-agosto, essendo sotto alla parte fogliare, è più protetta dai raggi del sole. E dopo, essendo più alta dal terreno, essendo una zona che è abbastanza umida, la zona qua della Valpigella, è anche è più ventilato. La vita aziendale è fatta di scelte che a loro volta sono il frutto della storia, della vita familiare e della filosofia che si intende portare avanti. Siamo nella terra dell'Amarone e del Recioto, che sono vini che si ottengono grazie all'appassimento delle uve, in particolare Corvina, Corvinone e Rondinelle, che sono le più utilizzate, anche se ce ne sono per la verità diverse altre che spesso vengono adottate. E queste uve vengono raccolte e poi messe ad appassire per l'appunto per alcuni mesi in modo di ottenere una concentrazione zuccherina importante che poi viene gestita diversamente a seconda che si voglia ottenere l'uno o l'altro di questi vini nobili, Recioto e Amarone. Questa azienda, in controtendenza rispetto a tante altre che lavorano in zona, ha fatto una scelta importante nel fruttaio perché ha optato per la tradizione pura. Noi abbiamo le cassette in legno, per quale motivo? Allora, come si entra nel fruttaio, a livello ottico, diciamo, è più bella da vedere, ma non è solo quello, è perché abbiamo un risparmio di energia sull'appassimento, perché qual è il problema? La differenza, non più che il problema, è la differenza tra la plastica e il legno. È vero che la plastica è più comoda, è meno delicata, mentre le cassette in legno sono più delicate, non dovevano essere esposte a alte umidità oppure all'acqua. Però il vantaggio qual è? Che allora l'uva, quando viene inserita nel fruttaio, per il primo mese noi facciamo girare le ventole in modo che il raspo si secchi, diciamo, velocemente. Dopo il primo mese, essendo che noi manteniamo ancora circa i 4 mesi di appassimento, perché noi la pigiatura la facciamo sempre a gennaio, e il vantaggio del legno qual è? Che nel periodo invernale, quando ci sono gli sbalzi di temperatura caldo e freddo, il problema della plastica qual è? Che sui sbalzi di temperatura possono creare delle leggere umidità, condensa, e quella condensa lì può creare delle muffe sulle uve, mentre sul legno quei problemi lì non esistono. Se magari piove il locale viene chiuso, mentre se quando ci sono le giornate di bel tempo viene areggiato. Ma torniamo per un istante ancora alla Villa Romana, alla quale comunque dedicherò un ampio servizio nelle prossime settimane. Pensate alla sorpresa del contadino quando si trovò davanti questa meraviglia scavando casualmente, svelando al mondo un tesoro straordinario che è stato poi sotterrato, poi recuperato con un impatto mediatico ancora più forte, e il restauro è stato curato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Verona. Ma al restauro e al recupero ha contribuito fattivamente anche la famiglia Benedetti, non soltanto dando la possibilità di entrare in questi terreni, ma anche finanziando una parte del recupero. E questo perché dà valore? Perché siamo in Valpolicella e questi ettari, che sono stati sottratti alla produzione vinicola, hanno un valore non indifferente. E adesso, Matteo? Adesso grattiamo. Come grattiamo? Nel vino, di solito il vino si beve? No, ma adesso questa è una moneta romana e adesso noi andiamo in cerca della biga. Ma come? Ah, ma si gratta l'etichetta così? Sì. Ma pensa. Quindi praticamente è come il gratta e vinci? No, non è un gratta e vinci. Noi andiamo in cerca di una delle 3 bighe che erano sopra i pavimenti di questa villa romana, che è la villa di Mosaici. Quindi diventiamo archeologi. Ne mimetizziamo, dai. E questo lo fai per la linea delle bottiglie dedicate alla villa? Esatto, questa è la Marone di punta che abbiamo abbinato ai mosaici della villa romana. Eccolo qua. Ah, però. Beh, la biga l'abbiamo scoperta. Sì. E adesso scopriamo anche la bionda. Sì. Martina è mia figlia, che è la 4ª generazione. Ma penso a te. Complimenti per tutto. È minorenne? No, è già maggiorenne. No, perché non c'è mica il bicchiere per lei. Ma io cedo io che faccio il cavaliere tuo papà, vabbè, vabbè. Ciao ragazzi, se avete occasione passate da queste parti e oltre ad assaggiare i vini fate un salto alla villa. Vi accompagna direttamente Matteo e Martina. È un'esperienza straordinaria. Non versa mica il vino, sapete? Non versa mica? Ma tuo papà proprio.